Ciao a tutti e bentornati in un altro episodio di Veneziano Therapy Podcast. Oggi parleremo di omeopatia, un topic, direi un rimedio, una terapia di cui in Italia se ne parla forse troppo poco e troppo male, credo, se si può dire troppo male. Quindi in questo podcast sono con un'esperta in questo campo, l'omeopata Francesca Avanzini. Ciao Francesca. Ciao Alessio. La mia intenzione di questo podcast è di informare persone che hanno sentito questa parola omeopatia e hanno una loro idea, probabilmente errata o magari non completa, e, e quindi informare queste persone o comunque il pubblico che mi segue su una terapia, un rimedio molto potente, ma secondo me non preso in considerazione come si deve. Vuoi o non vuoi, magari per questioni più grandi di noi, magari parleremo con Francesca riguardo a questo. Ehm, Parleremo delle potenzialità dell'omeopatia, parleremo di che cos'è l'omeopatia e se può essere un supporto o un sostituto ad altre terapie, soprattutto in ambito di dolori persistenti, cronici. Senza parlare troppo sull'introduzione, Francesca, allora ti do la parola se vuoi introdurti, su come sei arrivata a questa tua professione, se ci sono stati degli interessi personali già prima, semplicemente introducici alla tua persona e come sei arrivata a questa professione. Alessio, grazie. Buongiorno a tutti. Come ha spiegato, ha parlato un pochino Alessio, sono Francesca, ho preso la mia licenza di omeopatia, siamo al terzo anno adesso che pratico. L'interesse dall'omeopatia è nata dopo che sono diventata mamma e capita molto spesso come cercare dei sistemi o delle medicine naturali che non vanno troppo a ostacolare il lavoro che già deve fare il sistema immunitario. Io parto da un background sono nata in una famiglia di counselor dove sempre fatto tutto al naturale e ho sempre praticato questo tipo di medicina naturale senza aver mai approcciato l'omeopatia in sé, fino a che non è nato il mio primo bambino e lì mi sono resa conto che, nato in Italia, io adesso vivo nel Regno Unito, in Italia è bombardata, bisogna vaccinare, bisogna, per qualsiasi cosa gli succede, antibiotici. E a me questa cosa non stava per niente bene, però siccome quando si diventa mamma non si ha molto, si ha un po' di paura a prendere il controllo della situazione perché non si sa, gli altri sanno tutti meglio, i dottori sanno tutti di più, fino a che mio figlio è stato male in continuazione, continuava a venirgli l'infezione alle orecchie e alla gola, ripetute, quindi poi si andava dal dottore, il dottore dava l'antibiotico faceva quello che faceva, che non ho mai capito bene cosa, perché dopo 3 mesi di nuovo infezione alle orecchie, mal di gola, e avevo un bambino, aveva 3 anni al tempo, diventava praticamente, perché oltre agli antibiotici bisognava anche dargli tipo il paracetamolo piuttosto che l'ibuprofene, quindi praticamente drogavo mio figlio per una settimana, dove lui ovviamente con mal di pancia, poi non mangiava perché non aveva voglia di mangiare nient'altro, e quell'anno mia madre mi regalò un libro sull'omeopatia, sul come usarlo in maniera proprio semplicissima per genitori o per persone comuni. Ho detto, vabbè, vediamo un po', vai, vediamo. Mi sono guardata dei sintomi, mi è sembrato che quel rimedio rispondesse a quei sintomi, quindi vai, me lo cerco, gli do il rimedio, nel giro di 15 minuti mio figlio si alza dal letto, mi chiede da bere per la prima volta in 48 ore e inizia a giocare. E per me lì, e lì mi ha aperto tutto un mondo E mi sono trovato un omeopata, il quale mi ha indirizzato alla scuola che ho fatto e quant'altro. Però la cosa magica per me è stata proprio il fatto che gli ho dato questo rimedio una volta, poi gliel'ho dato di nuovo quando i sintomi sono un po' ritornati e poi basta. Cioè, mio figlio non ha più sofferto di mal di gola, di orecchie, di problemi alle orecchie.
E per me, a me è sembrata una grossa magia e perché nessuno ne parla, mi è sembrata una cosa assurda, andiamo a scoprire un po'. E poi credo che la cosa principale per me è stata il fatto che posso fare qualcosa io, non devo sempre andare a chiedere. Cioè, è un sistema di medicina così naturale e così senza effetti collaterali che qualsiasi genitore si può sentire completamente a proprio agio a sperimentare. Anche se non sai bene cosa stai facendo, ti compri un libro, vedi un po', perché il peggio che può succedere è che non succede nulla. E quello per me, a me, mi ha rancorato molto, cioè sapendo che non c'è un overdosing, non lo puoi avvelenare e se fai qualche cosa di sbagliato, vabbè, che il giorno dopo chiami l'omeopata e ti aiuta e da lì si va avanti. E la cosa importantissima per me è anche stato il fatto che non ri- è come se dal momento in cui abbiamo abbracciato l'omeopatia in casa mia, le ricorrenze delle malattie si sono fermate completamente. Cioè, non ci capita, a nessuno in casa mia capita che ci sia una volta di mal d'orecchio e poi dopo 6 mesi di nuovo, oppure non lo so, la sinusite, piuttosto su tutti i malesseri che fanno parte di ognuno di noi, molto meno. E quindi così è iniziato il mio percorso sull'omeopatia. E adesso pratico a dir la verità non capisco perché non lo usino tutti in tutto il mondo. È molto più economico di qualsiasi medicina. E poi ripeto, col fatto che non ci siano effetti collaterali e, e che non devi essere medico per iniziare ad usarlo. Poi per carità, io per prima da omeopata ti dico fai quello che puoi, poi se arrivi in un punto in cui non riesci ad andare avanti, chiama l'omeopata e hai bisogno di una visione più ampia, con più informazioni, di una persona che ti segue, allora prendo in mano il caso io. Difatti io ho molte famiglie con bambini dove i genitori, una volta che gli faccio un corso, gli do informazioni e quant'altro, fanno tutto da loro e mi contattano nelle situazioni in cui magari capita, si è sviluppata l'allergia o è nata la sorellina, quindi il fratellino diventa ipergeloso, quello che Mm. sia. Quindi, e questa credo che sia un'altra cosa dell'omeopatia che mi ha sempre affascinato tantissimo. Lavora su tutti i punti, cioè dalla psiche allo stato emotivo, allo stato nervoso, allo stato fisico e va anche, può anche lavorare a livello di generazioni, ok? Quindi problemi che ci si porta dietro a livello di storia delle famiglie che ognuno ha, nel nostro DNA, come si dice, nelle malattie che ci portiamo dietro, Mhm. ha la capacità di rompere quei meccanismi e di far sì che le cose non continuino a ricrearsi, ok? Quindi questa, scusate, è un'introduzione un po' lunga, questa è la mia storia di come sono arrivata all'omeopatia. Interessante. E poi ovviamente, hai visto tu la potenzialità di questa terapia nell'immediato con tuo figlio, hai detto perché non potrebbero usarlo altri e da lì è iniziato poi a praticare per altri questo rimedio, questa terapia. Ma spiegaci, Francesca, questo appunto come funziona, che cos'è l'omeopatia? Allora, l'omeopatia è in circolo da 200 anni più o meno, quindi una delle cose che mi fa ridere è che viene chiamata medicina alternativa, di fatto esiste da molto di più di quello che noi chiamiamo la medicina tradizionale in giro. Il, il fondatore dell'omeopatia si chiamava Samuel Hahnemann, tedesco, che ha vissuto dal 1755 al 1843 e lui ha prodotto, è il fondatore, quello che da lì è partito tutto. Abbiamo il suo libro che è stato tradotto in tantissime lingue ed e lui vive in maniera molto omeopatica, nel senso che niente è valido per sempre. C'è sempre, e questa è una cosa bellissima dell'omeopatia, che si lavora molto con i pazienti, è che tutto è in costante movimento, in costante cambiamento e come tale bisogna prenderlo in considerazione. Che quindi un rimedio che va bene per una persona non necessariamente va bene per tutti e per sempre per la stessa cosa, ok? Perché siamo sempre tutti in movimento. E così era la sua pratica di studiare e di approcciare questo tipo di medicina. E si basa sul principio, l'omeopatia, del simile cura il simile. Un esempio molto basico che faccio spesso, uno dei rimedi più efficaci o che comunque viene usato molto spesso per le allergie da fieno
ok? Che quindi classica situazione dell'occhio rosso che ti brucia, col naso che ti cola. Il rimedio che funziona molto bene è un rimedio che viene dalla cipolla, che in uno stato sano la cipolla ti crea quei sintomi, quindi ti crea il sintomo degli occhi che ti prudono, che ti bruciano, il naso che ti cola. E il principio del simile cura il simile è che se una sostanza crea determinati sintomi in una persona sana, questa stessa sostanza può aiutare a guarire quei sintomi in una persona che sta male. Ok? Quindi questo è proprio a riassunto. Così, ad esempio, il rimedio fatto dal caffè è un ottimo rimedio per l'insonnia. Ok? Quindi si parte proprio da quello. E così l'omeopata prende il caso. Quindi io, omeopata, sento, ascolto nella mia seduta il mio paziente con tutti i problemi che ha e poi il mio lavoro è andare a trovare un rimedio che ha più cose simili rispetto a quello che mi ha presentato il paziente, che rispecchia la sua individualità e così prescrive il rimedio. Ok? Un altro principio su cui si forma, si basa l'omeopatia è il principio della minima dose. Cosa significa? L'idea è di dare al corpo una dose minima necessaria per creare il cambiamento all'interno della persona, ok? Infatti, a differenza della medicina tradizionale, dove magari, ad esempio, farmaci antidepressivi piuttosto che farmaci di quei tipi, tu inizi a prenderli e li prendi, li prendi, li prendi, li prendi, li prendi, fino a che non hanno effetto. L'omeopatia funziona in maniera esattamente opposta. Io ti do il rimedio, ha effetto immediato. Se non ha effetto, vuol dire che non è il rimedio giusto e non continuiamo a prenderlo. Ok? Quando invece hai il rimedio che risuona con i sintomi che hai presentato, ha un effetto, noi ci fermiamo e aspettiamo e lasciamo che il rimedio continui a fare il suo lavoro in sottofondo, senza dover continuare a bombardare il corpo e il sistema con lo stesso messaggio. Ok? Queste sono principalmente su cosa si basa l'omeopatia ed è tutto fatto in maniera, se vediamo di usare parole, sì, energetica, che è un tema molto difficile, mi rendo conto, e qua inizieremo ad avere persone che spengono, non ascolto, basta, finito qui. Sì, è Di fuffa, fatto, ecco. esatto, non è impossibile. Di fatto, e io mi rendo conto che nel sistema scientifico, nel mondo in cui viviamo oggi, tutto deve essere sperimentato, deve avere come si dice, una spiegazione completamente scientifica. Ci sono tantissime cose al mondo che noi non conosciamo e non sappiamo come funzionano. E la fisica quantistica, ok, che è stata scoperta o comunque studiata negli ultimi 20 anni, di fatto spiega perfettamente l'omeopatia, ok? Quindi si basa molto su principi del una molecola che viene energizzata e si comporta in una certa maniera quando la guardi, quando non la guardi si comporta in un'altra maniera, oppure sempre il principio della fisica quantistica, che io so un elemento che vibra a un certo livello o dei elementi tutti insieme che vibrano a un certo livello, li divido, continuano a vibrare nello stesso livello, nonostante non facciano più parte di quella, indifferentemente da dove vengono posizionati, ok? E si lavora molto in omeopatia, anche lì su tutte le scoperte che sono fatte sulla memoria dell'acqua, ok? In questa maniera vengono fatti e creati i rimedi omeopatici. I rimedi omeopatici sono creati principalmente, esclusivamente da minerali, animali o vegetali. Quindi di fatto tutto quello che esiste può essere un rimedio. Infatti ci sono un'infinità di rimedi, ok? Veramente tanti. E cosa succede? Di queste, la sostanza che si vuole creare il rimedio, adesso faccio una semplice, tipo la calendula, ok? Che viene usata, molti noi conosciamo, si fa la tintura madre della calendula, come si fa in erboristeria, Non la conosco ok? la calendula. Arnica, un'altra, prendo una pianta perché è Arnica. più semplice, perché poi Ok. con tutti gli elementi minerali cambia leggermente, ok? Però con una pianta, come può essere l'arnica montana piuttosto che la calendula, si fa il sistema di
di tintura madre, quindi si crea la tintura madre, poi si prende una goccia di questa tintura madre. Come si crea la tintura madre, Francesca? Ah, questi processi io non li ho mai fatti, ok? Però si parte dal presupposto che si prende una sostanza, quindi esattamente come si creano i profumi o quant'altro, e si imbeve nell'alcol per tot tempo, Ok, a seconda del tipo pianta piuttosto che cosa hai, i tempi cambiano e poi c'è filtrazione, ok, di diluzione. filtri, ritieni, poi vari processi, Ok. ok? Il fatto è creare la tintura madre. Io te lo dico non perché nessuno deve farle queste cose, eh. Infatti per me è molto importante che la mia farmacia omeopatica la conosco bene, so come funzionano, sono andata lì a visitarli e so che i rimedi che loro mi danno sono rimedi che di cui mi posso fidare, perché credo che per l'omeopata la cosa più importante è potersi affidare ai rimedi, cioè Mm. essere sicuri che i miei rimedi sono reliable, ok? Che funzionano. E quindi essere sicuri che vengono rispettate le procedure di come viene fatto il tutto, ok? Quindi si fa tintura madre, si prende una goccia dalla tintura madre e si mischia con 99 gocce di parte alcolica, no? Soluzione alcolica. Si mischia, si shakera e si fa la succussione, viene chiamato, ok? Quindi che quello è il processo di denominazione, aspetta, Dynamization, lo posso dire in inglese? Dinamizzazione, Dinamizzazione, eccoci qua, dinamizzazione del rimedio omeopatico. ovvero che si Ok. va a diluire, cioè va, Quindi si diluisce l'informazione in va in... primo, Ok, shakerando e facendo la succussione, che è un processo di si scuote, si sbatte, si scuote, si sbatte, si fa questo 100 volte, ok, ok? Questo crea a livello elettrodinamico, in una maniera elettrodinamica, ok? sì, Che anche qui non sono fisica, non sono qua fisica quantistica, non rientro nella spiegazione specifica, però si dinamizza l'acqua con le molecole e le particelle della tintura madre che abbiamo deciso, della sostanza che abbiamo deciso di creare il rimedio, ok? E questo si fa facendo così 100 volte, si è dinamizzato a 1. Poi da questa sostanza si prende un'altra goccia, si prende altre 99 gocce di parte di soluzione alcolica e si rifà il processo. E ok, queste, qua arriviamo alla diluzione 2, ok? Fai conto che la maggior parte dei rimedi che io prescrivo sono dalla 30 in su, ok? Allora, le diluzioni omeopatiche partono dalla 1 a 10 X che avete in Italia, quindi dalla 1 a X se non sbaglio, DH, anzi voi chiamate DH. Quindi c'è la DH, poi si va dalla CH, poi si parte, credo che voi andate alla a 1000. E queste sono tutte, quindi questa diluzione, la prima diluzione che vi sto facendo in breve, vi sto spiegando, è a 1, ok? La mhm, maggior parte dei rimedi vengono usati a 30, 300, ok? Che viene per 30, ok? ok, quindi molto diluiti. Esageratamente diluito al punto dove viene detto che il numero di Avogadro, che è il numero per cui si studia se le molecole dell'essenza della sostanza sono ancora presenti, non sono presenti. Quindi se si fa a livello scientifico, si va a esaminare un rimedio che è dalla diluzione 30 CH in su, non c'è più il sistema organico della particella dell'essenza con cui stiamo lavorando, ok? Ok, e come mai si va a diluire così tanto? Allora, l'idea della diluizione è per togliere completamente la tossicità di qualsiasi di questi elementi, ok? Ed è la ragione per cui, indifferentemente dalle allergie che una persona può avere o da quanto piccoli possono avere o quante malattie possono avere le persone, non si ha mai una relazione allergica proprio perché la tossicità viene tolta facendo questo processo di dinamizzazione e succussione. Quindi questa è una e l'altra ragione è perché si parte dal presupposto che il sistema, il nostro corpo,
ha bisogno di poche informazioni. Questo si torna alla cosa, quello che stavo dicendo prima, cioè dell'idea della minima dose. Basta una goccia in un fiume per avere un effetto collaterale, ok? Delle onde che si riverberano in tutto il fiume. E si parte da quell'idea. Una goccia può avere un effetto enorme su quello che ci sta intorno, senza andare a bombardare il sistema. Quindi questo è il processo di diluizione principalmente. E poi perché si va a dinamizzare, ad energizzare, a potenziare a livello vibrazionale in maniera molto forte, che va al di là del corpo. Perché? Perché ci sono moltissime malattie, moltissime condizioni che vanno al di là mi sono tagliata il dito cioè la lama Della- mi ha tagliato il dito, perdo sangue e questo è il problema, ok? La maggior parte delle malattie con cui io ho a che fare sono molte malattie croniche dove non si spiega quasi il come mai, il perché siamo qui, ok? Quindi è importante che i rimedi vibrino a dei livelli dove il corpo, al di là del corpo, cioè tutto quello che non è materia, venga toccato anche. Questa Ok? è la parte che mi affascina di più e secondo me anche quella per cui l'omeopatia non è capita, perché si parla troppo poco di questa parte di informazione della pianta, del minerale, dell'animale che va a eh, modificare o comunque influenzare la materia circostante. Perché noi non la possiamo vedere quella vibrazione. L'idea forse è questa, per cui viene mal capita l'omeopatia. Perché uno pensa è talmente tanto diluito che non lo vedo neanche, come può essere che va a darmi dei benefici sul mio corpo? Perché oggi sappiamo che la nutrizione, esempio, è un rimedio, se vuoi, un aiuto per star bene. Però vedi fisicamente che stai mangiando in un certo modo e stai meglio. Nell'omeopatia, non vedendo quella cosa che stai mettendo dentro, al di là del, appunto, questo zuccherino, adesso magari ci spieghi come si prende, come si prendono questi rimedi, o come si assume l'omeopatia, non vedendo cosa stai cosa c'è dentro, uno pensa non è nulla e magari è solo placebo, ok? Anche se fosse placebo, quella è già comunque Potrebbe andare bene lo stesso. potrebbe andare bene Comunque, lo stesso. certo. E Ehm, cosa vorresti dire riguardo a questo che ti ho detto? Cioè, lo vedi anche tu? Questo è il problema? allora, sì, partendo dal presupposto, la maggior parte delle persone che arrivano da me, e credo che tu hai una situazione molto simile, hanno provato così tante cose che quasi non gli interessa come funziona, basta che funzioni, Esatto. ok? Quindi sono proprio alla frutta, non sanno più dove rivolgersi, ok? E credo che la cosa più importante che che dico sempre ai miei pazienti è che l'omeopatia è un tipo di medicina che prende in considerazione tutto, ok? Tu ti fai una seduta omeopatica con un omeopata e ci passi un'ora e mezza. Ok, un'ora e mezza dove ti chiedo tutte le informazioni possibili che creano e fanno te. E già lì abbiamo iniziato un processo dinamico di cambiamento, ok? Perché già lì, e tutto questo per me fa parte della filosofia omeopatica, che va al di là del medicamento, della medicina. Come stai dicendo tu, sì, possono essere dei zuccherini che vengono imbevuti con la diluzione di cui vi parlavo prima, ok? Creati in quella maniera, una goccia di quello crea il rimedio e può essere forma di pastiglia di zuccherata, può essere in forma di pastiglia fatta con lattosio, e ce ne sono varie ed eventuali a seconda del tipo di paziente che hai, di quello che possono assumere o meno, ok? O la trovi anche in forma liquida direttamente, ok? Ehm, aspetta adesso, sto. Parlavamo di vibrazioni, E di le vibrazioni. frequenze. Allora, partendo anche lì, questa è parte, mi rendo conto che questo fa parte del mio background. Viviamo in un mondo e non possiamo prescindere dal fatto che
tutto quello che noi facciamo ha un'influenza su quello che ci sta fuori, ok? Siamo corpi energetici. Ora, adesso che il campo scientifico posso dire che non è così perché non c'è sono le prove e quant'altro, di fatto è così, ok? Io sperimento questo tutti i giorni. Anche il solo, la filosofia buddista dove se io sorrido la mattina a tutte le persone che mi stanno intorno, tutto il mondo mi sorriderà, quindi questo ha delle conseguenze non indifferenti, no? Il mio stato d'essere, il mio stato d'animo, ok. Con l'omeopatia e con quello che stiamo cercando, è come se, adesso vediamo se riusciamo a spiegare in maniera più semplice, con i rimedi omeopatici è come se io avessi, come se il corpo della persona fosse un'orchestra, quindi con tantissimi differenti strumenti che ognuno sta suonando alla sua maniera, no? Il rimedio omeopatico entra dentro e fa da conduttore e richiede a tutti quanti di suonare la stessa musica, ok? Quindi è come se è come se facesse un po' da bussola al paziente il rimedio omeopatico. Infatti, una delle cose che capita spesso è che i miei pazienti mi chiedono come solo 2 dosi? Ma sì, io sto solo cercando di creare un cambiamento o dare l'input al tuo corpo di fare il cambiamento per sé. Di Mm. fatto io, omeopata, non sto mettendo niente all'interno del mio paziente, se non l'informazione che il corpo ha bisogno per fare quei cambiamenti da sé, ok? E cosa succede? Una volta che il corpo riesce ad assimilare questi cambiamenti, poi basta, non ha più bisogno di altri input perché li fa da solo, ok? Quindi a me capita molto spesso che io ho pazienti, però che dopo 6 mesi, quello che sia, non mi vedono più, cioè non ho pazienti che stanno con me per anni, anche perché se così fosse non sto facendo bene il mio lavoro, ok? Poi sì, poi magari puoi tornare, ti è successo qualcosa, ok? E si prende sempre in considerazione quando ci sono, con i pazienti, con le loro varie situazioni, tutto quello che ha portato alla loro fase cronica piuttosto, o se sono bambini perché vengono, o gli viene in continuazione il mal di orecchie. Io vado a vedere anche com'è stato il loro periodo di gestazione, tutto quello che comporta loro stessi, cioè com'è che vibrano queste persone e che cos'è che in natura vibra alla stessa maniera che può aiutare il corpo a fare quel cambiamento di cui ha bisogno. Perché un'altra cosa che non ci dicono e che capita spesso è che il nostro corpo tende generalmente in un qualsiasi situazione a trovare la via più veloce o più facile o con meno sforzo, ok? Noi abbiamo già dentro di noi tutto quello che ci serve per sopravvivere, tutto quello che ci serve per curarci, ok? Infatti la ragione per cui quei bambini un tempo, adesso non più perché si interviene veramente tanto ed esageratamente, se ci sono malati si fa fare la malattia, non si dà nulla, il corpo fa tutto da solo, ok? Quindi noi dentro abbiamo tutte le potenziali di fare queste cose. Cosa succede però? Il corpo dopo un po', se prova e non ci riesce, si cronicizza. Si stanca, ok, non ho risultato, non faccio niente. Il rimedio omeopatico, con la propria vibrazione della malattia, entra nel corpo e gli fa vedere che guarda che è questo che devi fare. Sono qui, questa è la vibrazione a cui devi vibrare. E aiuta il corpo a ringaggiarsi con la malattia per uscirne nella sua maniera. Infatti, è una cosa che capita spesso che pazienti mi chiedono: ma cos'è che succede dopo che ho preso il rimedio? O cos'è che non te lo so dire perché io non so, non posso prevenire come come tu hai bisogno di curarti o come qualcun altro ha bisogno di curarsi. Ok? Come uscire da questo processo che ti sei creato. Mhm. Ok? Io parlo molto in termini di processo in inglese, ovviamente, perché la maggior io vivo qui e la maggior parte dei miei pazienti sono British, di un... it's a journey to health, cioè facciamo un percorso verso la salute. Ok, per me questo è molto importante che i pazienti capiscano che non esistono rimedi rapidi. Se vuoi un rimedio rapido che ti cuce e ti sistema un pochino, allora si vai pure dal dottore o da tutta la parte medica dove ti danno qualcosa che ti aiuta a fare quello che dovrebbe fare il tuo corpo, ok? Il processo omeopatico è un po' più lungo, è un pochino più lento, ok? Però rispetta i tempi della persona e quelli che sono. E nel processo e nel tragitto verso la salute,
io trovo che le persone, i pazienti fanno dei grossi cambiamenti che va al di là della cosa a cui è venuto da curarsi, Mhm, ok? Iniziano a conoscersi molto meglio, iniziano ad entrare un po' in più in profondità, che sono tutte strumenti di cui tutti noi abbiamo bisogno per vivere meglio, che adesso ci sono stati portati via nella società in cui viviamo, nelle nostre culture. C'è qualcuno che va e ti sistema, vai da loro e abbiamo dato tutta la nostra responsabilità della salute al di fuori di noi. Con l'omeopatia ti aiuta, oltre a sistemarti qualsiasi situazione di malattia che hai, ti aiuta anche a riprenderti la responsabilità. Cioè la mia salute dipende da me e mi devo prendere cura e mi devo ascoltare, perché quella è un'altra cosa importante dell'omeopatia, che la malattia è importantissima. Non è una cosa da cui dobbiamo scappare, la malattia, assolutamente. Senza la malattia noi non saremmo qua. Cioè, le nostre generazioni sono arrivate a creare noi grazie a tutte le malattie che loro hanno fatto, hanno sopravvissuto e siamo arrivati fino a qua. Cioè, sopravvivere la malattia vuol dire che tu sei più forte, hai imparato, il tuo sistema, il tuo corpo ha imparato qualcosa, a non fare di nuovo quella stessa situazione. Quindi le malattie sono importantissime. E quella è un'altra cosa che trovo con l'omeopatia si impara. Ah, se ti viene l'influenza, stai a casa e ti curi. Non ti prendi tutti i medicinali possibili, così posso andare al lavoro, così posso continuare a fare quello che sto facendo. Ed è lì che iniziano i corpi a cronicizzarsi, perché non li stiamo ascoltando. Quindi una cosa che anche lì, che sto con i miei figli e con i miei pazienti, e l'omeopatia ti mette nella condizione di ascoltare il tuo corpo e proprio dire di cosa ho bisogno, di cosa non ho bisogno, questo va bene, questo non mhm. va bene, anche perché molte domande che faccio e molte cose che devo sapere è anche tipo, c'ho il moccio, ok, di che colore è? Ti esce sempre? Sono domande che magari altri medici non ti andrebbero a chiedere o non ti mettono nella situazione lì, ok? Quindi sì. Ok, grazie della risposta estensiva. Il rimedio omeopatico in questo podcast, per miei interessi personali, l'avevo pensato per il dolore cronico, nociplastico. Mhm. Ora, chi sente Ok. questo podcast magari non sa, magari è arrivato oggi, non ci conosce, non ti conosce te, non conosce te, non conosce me. Il dolore nociplastico è un dolore che è relativo a cause non strutturali, ovvero Mm. sentiamo Mhm. dolore alla cervicale, mal di testa, siamo andati a fare una marea di terapie, anche diagnosi, dove non si è trovato la causa del problema. Qualcuno ti potrebbe dire che è la postura, qualcuno ti potrebbe dire che è semplicemente una situazione di ansia e stress, qualcuno ti potrebbe dire che magari è un'ernia, queste cose qua. Fatto sta che la scienza oggi ci dice che esiste il dolore nociplastico che appunto non è creato da nessuna problematica strutturale e la maggior parte delle problematiche è nociplastica. Parliamo non solo di dolori, ma anche di sintomi in generale, anche non dolorosi, come per esempio l'ansia stessa, oppure Mhm. sbandamenti, vertigini, fatica cronica, ok? Sono tutte problematiche croniche. L'omeopatia, per come io ho iniziato a studiarla per me stesso in questi ultimi mesi, ha proprio quella dolcezza che ha un vero rimedio, una vera guarigione nel farsi ascoltare, no? Nel Mhm. sentire il proprio corpo e sentire che qualcosa sta cambiando proprio a livello emotivo, perché molto probabilmente la radice dei problemi è emotiva. Adesso non so se nel rimedio omeopatico questa parte della radice emotiva su una sintomatologia fisica è anche lì. Quindi per il dolore nociplastico o sintomi nociplastici che ho appena menzionato, Mhm. può essere di aiuto l'omeopatia? Assolutamente sì, e credo, anzi, sia proprio in queste condizioni in cui l'omeopatia funziona più di altri tipi
di medicine piuttosto che terapie. Perché? Proprio perché si prende in considerazione la persona e la loro situazione in totale, ok? Quindi a me capita spesso di che ho, non lo so, persone con, qui viene chiamato IBS, non so come venga chiamato in italiano, però di Sindrome fatto intestino irritabile. punto, ok, che non vuol dire, almeno per quanto mi riguarda, non vuol dire nulla. Ho il sistema dell'intestino irritabile, punto. Di fatto, però, questo crea dei scompensi fortissimi alle persone che hanno questa condizione. Hanno tutti sintomi completamente diversi, molti causati dallo stress, non sempre causati da quello che mangiano. eh, e quindi prendendo tutto in considerazione, a me capita molto spesso di avere pazienti con, questo è un esempio, però la fibromalgia, ce ne sono tantissime di situazioni croniche dove non c'è una soluzione e se si ascolta il nome, cioè la nomenclatura viene chiamato proprio fibromalgia, è il dolore a tutto praticamente, cioè, capito? E proprio ti fa Esatto. capire che non ci abbiamo una soluzione, ok? Nel senso non sappiamo da dove viene. Molto spesso le cause sono emotive, molto spesso le cause sono un accumulo di stress o di responsabilità. È una cosa che mi capita spesso di vedere che le persone, ad esempio, con l'irritabilità dello stomaco cronico, ehm, hanno molta rabbia soppressa, moltissima, e quindi sono tutte cose che devono essere prese in considerazione, secondo me, quando si prende in cura una persona. Questo non posso andare solo a livello fisico, allora c'è l'acidità di stomaco molto alto, quindi se tu mangi cose che non sono acide, abbiamo risolto il problema. Di fatto non è così, quindi bisogna prendere sempre in considerazione tutto quello che comporta, che crea, che ha messo la persona in quella situazione, ok? O che la persona stessa si è messa, ok? Mhm. E che ha causato quella situazione. Quindi io lavoro principalmente con persone così, soprattutto quando si parla di adulti. I bambini è un'altra cosa, assolutamente no, ma gli adulti, con il vivere come viviamo, acquisiamo tantissimi strati di roba, di stress, di responsabilità e si tramutano tutte in malattie. Ok? Questa è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo dell'omeopatia, è quello che stavo dicendo prima, di vedere la malattia come un nostro alleato, nel senso, il dolore, il disagio, è il nostro corpo che ci sta dicendo, guarda che c'è qualcosa che non va bene, sei fuori equilibrio qui, ok? Noi siamo, purtroppo nella nostra società ci hanno insegnato che bisogna stare zitto perché ho roba da fare, non mi posso concentrare, quindi quando invece è importantissimo che il nostro corpo, o avere la sensibilità che mangi qualcosa e ti crea un po' di bruciore di stomaco, fai quello e ti, non lo so, non riesci a dormire, ti viene la cervicale, il colpo d'aria, quello che sia, ok? È il corpo che ti sta dicendo, guarda che sei fuori equilibrio in questo periodo e ti devi prendere cura di te. Ok, infatti le situazioni croniche più grosse con che io ho mai avuto a che fare, quando ascolto la storia di queste persone, generalmente è un costante negarsi per il bene degli altri, non lo so, la mamma con la fibromalgia perché non lo so, è deceduto il compagno e quindi ha tre lavori e quindi deve fare tutto per i bambini ed è bellissimo e sarà martire questa donna un giorno. Di fatto non riesce a muoversi però, ok? Esatto. E tu quando ascolti questa storia, ok, la cosa bella dell'omeopata è che non sono counselor, quindi non ti do, non c'è bisogno che ti do nessuna soluzione a voce, io ti do il rimedio fa tutto da solo e ti aiuta a trovarti anche in quelle situazioni. Ma una cosa bellissima che io trovo molto spesso con i rimedi, che io do il rimedio per quella condizione, tenendo in conto tutte le altre cose di cui stiamo parlando adesso. E poi gli parli dopo un mese, perché generalmente io visito i miei pazienti ogni 4 settimane, proprio per dare la possibilità al rimedio di lavorare in sottofondo. Vengono, oh sì, no, sì, effettivamente la realtà di storia non è così forte, però cioè, non c'è molto cambiamento. Ah, ok, però sai, mi sono fatta un pianto dopo una settimana dopo il rimedio e mi sento molto più leggera e non mi arrabbio come mi arrabbiavo prima. Cavolo, cioè è una grossissima cosa. Invece si parte dal presupposto che visto che sto venendo per la cosa fisica,
Allora, questa è la mia misura e vedere se mi passa tutto deve essere basato su questo. Quando invece un'altra delle cose che aiuto molti pazienti è a vedere che la qualità e la salute di vita è a 360 gradi. Quindi sì, io avrò sempre sensibilità allo stomaco se sono una persona che soffre di questa situazione. Ma posso alleggerirmela molto e quello può essere il mio campellino d'allarme. Quindi se io sono in un periodo in cui qualsiasi cosa mangio mi sta sullo stomaco e ho acidità di stomaco e dolore allo stomaco, magari mi rendo conto anche che lo stesso coincide col periodo in cui sono stressata al lavoro, non riesco a dire le cose come le vorrei dire, mi sto tenendo tutto dentro, sono arrabbiata con questo e non gli sto dicendo Mhm. ok? E parlando in questi termini con i pazienti, io trovo che diventa, è come se gli si aprisse un altro mondo e riescono a rendersi conto che, ah, cioè io posso fare molto per migliorare la mia salute, che va al di là del prendermi il medicinale, ok? O eliminare queste cose dalla dieta. Ma e sì, e trovo che sia una delle cose più salutari e che guarisce in maniera più globale i pazienti. Molto Quindi sì. interessante. Questa cosa della cura, piuttosto che solo alleviare il sintomo, o compatire Mm, il sintomo, è credo il motivo per cui le persone si affacceranno sempre di più all'omeopatia o comunque si affacceranno sempre di più a terapie olistiche che prendono in considerazione tutto il corpo e mente e corpo non sono divise. Ecco perché ho appunto deciso di includere l'omeopatia, perché l'ho provata per me stesso, magari con leggermente in modo diverso, magari da quello che hai fatto tu, Francesca, ma con l'idea comunque che l'informazione entra dentro il corpo e poi fa il suo lavoro. A me ha aiutato tantissimo a livello di salute mentale in mm, generale, mm, non in particolare per sintomi fisici, ma più che altro per confidenza, essere più confidente in me stesso, parlare ad un pubblico con calma, meno ansia. E poi se andiamo a parlare di come l'ansia va e lo stress va a influenzare altri sintomi fisici, mm, è incredibile, è incredibile. Non vuol dire che se dobbiamo per forza risolvere l'ansia, per forza eliminare lo stress per guarire, ok? Perché alla fine è la nostra reazione allo stress e all'ansia che crea il problema. L'omeopatia è, secondo me, perfetta da includere in percorsi olistici, ok? mm, Magari anche solo stand alone, solo omeopatia. Ehm, In Neurobalance appunto c'è la psicoterapia, fisioterapia e da questo gennaio anche l'omeopatia. Mi potresti fare un esempio, magari per una persona che soffra di cervicalgia o mal di ok. testa, come Mhm. andrebbe, come funziona questo percorso? Molto probabilmente se sono arrivati fino a qua, queste persone che stanno sentendo, è perché sono interessati a capire di più, dal punto di vista proprio pratico, al di là della Mm, teoria, che come hai detto tu, la gente vuole una soluzione e non certo. interessa cosa funziona all'interno. Mm, Mettiamo caso c'è un nostro paziente, mhm, cervicalgia, si affaccia a mhm, noi, ha il suo psicoterapista, ha il suo fisioterapista, mhm, ma oggi ha anche il suo omeopata, cosa mhm. che non esiste, penso, in nessuna parte in Italia, soprattutto online. Cosa succede in quel caso? Entra con te, come avviene la terapia, praticamente? Allora, praticamente anche partiamo dal presupposto che è una medicina completamente individualizzata, ok? Esatto. Quindi io andrei molto a vedere, ovviamente anche lì avrei bisogno di tutta l'ora per sentire da dove vienen tutti questi dolori, da quanto tempo ne ha, perché varie cose andrai a valutare prima di prescrivere un rimedio, ok? Che sono da quanto tempo soffre questa situazione, se sa qual è la causa, perché certe volte è una causa fisica, cioè un incidente, ok? Guardiamo anche quello che viene chiamato in inglese the maintaining cause, cioè io vado ad identificare la causa
che può essere nella vita di questa persona che mantiene costante questo dolore o questa condizione, dove anche quando cerca, sta un po' meglio, ricade sempre nello stesso loop, ok? E a seconda delle informazioni che mi vengono date, a seconda di quello che mi fa sapere il paziente, a seconda del lavoro che andremo a fare insieme con gli altri terapisti, la posologia o quello che prescriverei al paziente può variare in poche maniere, a dire la verità. Può essere o un rimedio che ci rendiamo conto che proprio a livello iperfisico e quindi a cadenza, quando ti viene il dolore acuto, lì prendi il rimedio, che è quello che io chiamerei un tipo di prescrizione acuta, ok? Che puoi usare per gestirti il dolore in quel momento. E poi andrai a fare un lavoro più profondo quindi avresti un rimedio sulla situazione acuta da prendere nel momento, ok? E poi un rimedio che in italiano possiamo chiamare, che è una prescrizione più individualizzata sul totale della persona, ok? Dove andrai a prescrivere anche un rimedio del genere che lavora in sottofondo Mhm. per, a seconda della situazione che può essere, rilassare la persona, toglierlo dallo stress, aiutarlo a dormire, perché ci sono anche altre varie situazioni che potrebbero ripetere, come stavo dicendo, mantenere la situazione cronica, ok? E quindi a seconda delle persone che ho davanti prescriverei in maniera diversa. Ripeto, non tutti prescriverei un qualcosa da usare tutti i giorni e non tutti prescriverei un qualcosa da lavorare in sottofondo perché magari non ne hanno bisogno, ok? Quindi sarebbe una cosa molto individualizzata. E i rimedi che possono andare bene sono tantissimi, cioè alla cervicale così su due piedi mi fa venire in mente l'arnica, l'ipericum, la brionnia, il cuprum, ce ne sono tanti che però, ripeto, a seconda della persona che ho davanti andrà a prescriverne uno Ok, piuttosto che un altro, ok? ok. La differenza di non prendere l'arnica e posarla lì, e invece di prendere il rimedio No, ok. omeopatico è Allora, enorme, sì, giusto? allora, per carità, le creme, tutto quanto, sono un altro tipo di filosofia, però il principio parte sempre si lavora dal dentro al fuori. Dal dentro al Ok, con la fuori. maggior parte delle medicine olistiche e le filosofie olistiche si parte da dentro per lavorare fuori. E questa è un'altra maniera che io ho generalmente per vedere, ok, sta migliorando il mio paziente, proprio perché non so come e quale sarà la sua espressione o la sua risoluzione dei suoi sintomi. Quello che faccio, che guardo è che la malattia si cura, cioè il corpo si sbarazza delle malattie o dei livelli cronici dall'alto al basso e dal dentro al fuori, ok? Quindi, cosa che capita spesso, una persona con molti problemi mentali, emotivi, dallo stress all'ansia, alla depressione, quello che sia, generalmente non presentano altri problemi fisici, generalmente, non sempre. Ok, tutto qui, quindi la loro situazione è tutta in alta, ok? Si prescrive il rimedio, stanno meglio in se stessi, però iniziano ad avere il dolore qui piuttosto che il dolore là. E per me questa è una buonissima risoluzione di cura, perché vuol dire che piano piano stiamo scendendo e stiamo uscendo dal corpo, ok? Quindi per me anche quello è molto importante seguire i pazienti e spiegargli come, cosa stiamo cercando di fare e che certe volte si fa un passo indietro, tra virgolette, perché ne stiamo facendo due in avanti, Mhm, ok? E che non esiste, almeno per la mia esperienza, un processo di cura lineare. mhm, Mm, ok, è in alto e in basso e si sta meglio, poi si sta un po' peggio perché abbiamo tolto degli strati e quindi è uscita più roba da dover curare o da dover guardare o da dover affrontare perché proprio stiamo lavorando a strati. Ok, quindi per me è molto importante fare questi discorsi con i miei pazienti e in una situazione della cervicale. Questo sicuramente sarebbe un qualcosa da verificare, da vedere, da discutere su ci passa il dolore dalla cervicale, però poi magari mi è andato sul polso, piuttosto che sì. adesso c'ho mal di stomaco e prima non ce l'avevo. Va benissimo. Ok, Se e vogliono così. sapere magari su questa dinamica del perché e il per come il dolore può saltare da un posto all'altro, avevo fatto un video che si chiama Sintomo imperativo, ne parlo
Non è una cosa strana, però è solo una cosa strana se non lo sai. Quindi Mhm. l'educazione è una terapia, infatti Assolutamente. Neurobalance è inclusa ed è importante sapere appunto come, perché le cose succedono in quel modo là. Quindi, Francesca, hai detto che c'è una cadenza nel prendere il rimedio, Mm. perché è un percorso, come hai detto tu, non Mm. è prenditi sta cosa adesso e vai, aggiustati, è un qualcosa di prenditi questo rimedio adesso, ci sentiamo tra tot giorni e vediamo come sta andando. Esattamente. Quanto la cadenza dipende dalla persona o normalmente è sempre la Allora, stessa? in linea di massima dico, io ti voglio vedere una volta al mese, ok? Una volta ogni 4 settimane. Poi a seconda delle condizioni che mi vengono presentate, a seconda del tipo di pazienti, perché poi ci sono pazienti che hanno bisogno di più supporto di Mhm. altri, ok? Quello si studia. Ma e dipende anche dal tipo, da cosa stai, per cosa stai avvenendo. Quindi una situazione acuta dove può essere sono caduta dalle scale e c'ho male, ok, Ok. mi sono fatta male qua piuttosto che là, il rimedio viene dato in maniera acuta, ho bisogno di sapere come stai nel giro di 48 ore, ok? Mhm. E per mantenere quella situazione. Se vieni Certo. da me per una cosa più cronica, dove ti do quello che stavo dicendo prima, il rimedio per te in totale per fare un lavoro più profondo, generalmente è una seduta ogni 4 settimane. Ti do i rimedi e poi aspettiamo e vediamo quello che succede e valutiamo il tutto alla cadenza delle 4 settimane, ok? Ok. Una seduta ogni 4 settimane vuol dire che, perché questa cosa non l'avevo capita quando inizialmente ci siamo incontrati, una seduta vuol dire che quella soluzione la si prende una volta e non si prende più per 4 settimane. Mhm. Ok, perché, Yes. perché l'idea che avevo io è prendo un qualcosa di sistematico ogni giorno, ogni settimana, per 4 settimane. No, è talmente potente l'informazione, anche se diluita molto, che non si deve prendere per 4 settimane, cioè è un qualcosa di Anche lì, incredibile. allora, il deve, non si deve, per me sono parole che in omeopatia non esistono, ok? Esatto, Però dipende, perché la mia prima prescrizione è sempre quella del ti do questo e ci vediamo fra 4 settimane, però, ripeto, dipende, ci sono persone che hanno situazioni fisiche di pelle, quindi con le l'eczema e quant'altro, che li devo vedere ogni 2 settimane ok. persone e che magari si devono prendere rimedi tutti i giorni, ok? Perché stiamo andando a fare a lavorare su cose più fisiche, perché questa è Mhm. un'altra cosa, ok? Il rimedio omeopatico per malattie o situazioni croniche strettamente fisiche, ok? O più fisiche, se vogliamo, di altre ha bisogno di ripetere il rimedio più frequentemente. Ok. Mentre quando si parla di situazioni croniche più dico emotive, però intendo più a livello psicosomatico, ok? Che hanno una causale psicosomatica o un Nociplastico. mantenimento. Mhm. O un mantenimento psicosomatico, ok? Allora lì è molto più probabile che la prescrizione venga data una volta ogni 4 settimane o magari ogni 2 settimane, perché Ok. anche lì dipende, ogni persona usa i rimedi in maniera diversa, Mhm. ok? Chiaro. L'energia del paziente ehm, influisce su quanto devo prescrivere il rimedio, ok? Quindi capita, ad esempio, persone che con ADHD piuttosto che autismo, piuttosto che problemi comportamentali, ok? Dove generalmente queste persone vanno a 200 all'ora, ok? Quello che ho trovato nella mia clinica è che usano i rimedi molto più velocemente. Quindi dove io magari per un'altra persona prescriverei una volta al mese, con loro ho bisogno di prescrivere ogni 2 settimane. E quello che mi dice, come fai a sapere se devi prescrivere ogni settimana? Come fai a sapere se devi prescrivere ogni 2 mesi o un mese? Facciamo un percorso parlo molto sulle onde, no? Come ho fatto vedere prima, che il processo di cura va a sale e bassa, ok? Generalmente io quando vengono da me i pazienti siamo qua sotto,
sulla curva, stiamo malissimo, quindi prescrivo il rimedio in questo punto qua. Piano piano la persona migliora, qui non c'è bisogno di dare assolutamente niente. Quando stiamo per ricadere, ridò il rimedio un'altra volta, ok? Per evitare che il mio paziente torna alla situazione iniziale quando è venuto a trovarmi, ok? Mm, Quindi è importante per me, anche lì, avere un dialogo aperto con i miei pazienti. Non sono il dottore che fa l'appuntamento, poi non ci sentiamo più. Se succede qualcosa nel mentre, io ho bisogno di saperlo per ok. poter continuare il percorso di guarigione con te, ok? Quindi anche lì dipende. Si potrebbe avere dei pazienti che usano il rimedio in maniera molto lenta e Mhm. altri che dopo 2 settimane hanno bisogno di un altro rimedio. Bene, chiaro. Il, ehm, il costo del materiale è un costo, a mio parere, estremamente basso rispetto ad altre terapie. Probabilmente questo è un punto a favore, molto a favore anche dell'omeopatia, perché è vero, devi pagare magari l'omeopata come Sì? sessione, o il Mhm. percorso omeopatico, o il percorso, quello che insomma dipende da dove ti vuoi rivolgere, ma di per sé, quanto costano il materiale che vado a assumere come paziente? Allora, io mi ero fatta, è un po' impossibile, non te lo posso dire perché anche lì No, a seconda di certo, dove viviamo è diverso. parliamo Dove vivo io? di una Dove sono dose. io? eh, Partendo dal presupposto che questo sarà leggermente diverso per i pazienti che avremo in comune, perché la maggior parte dei pazienti che avremo saranno in Italia e quindi si dovranno procurare i rimedi da soli, ok? Nel mio mondo io fornisco i rimedi che prescrivo, mhm, ok? E una boccetta di 4 milligrammi, penso che sia, dovrebbe essere mhm. 4 milligrammi. Ci stanno più o meno delle le capsuline dei zuccherini, ce ne stanno, dovrebbero stare ottantina. Abbiamo fatto il calcolo, non le abbiamo contate come mia collega. Un'ottantina. Ok? Fai conto che ho bisogno di un zuccherino equivale a una dose, ok? Quindi già lì io ho 80 dosi da dover dare ai pazienti, ok? E il costo per fare questa bocciata a me mi costa una sterlina e 50 centesimi. Ok, quasi nullo. Un Nothing. caffè in Italia. Un caffè in Italia. Parliamo di nullo. Eh, Ok. ed è questa è una delle ragioni per cui sì, sì, vabbè, adesso non entriamo nella dinamica della farmacia e quant'altro, però ok, Mhm. non fa diventare nessun ricco. Ecco, È questo è uno fatto dei per problemi, passare. insomma, dell'omeopatia, certo. Un punto a sfavore per chi vuole investire Esattamente, sì. nel farmaceutico, però si può investire anche in omeopatia, quindi Mhm. si può ritrovare il rimedio omeopatico direttamente in farmacia, o Assolutamente sì. la maggior parte delle farmacie, immagino. In Italia penso di sì. Allora, in Italia voi avete, cosa avete? Le parafarmacie, giusto? Parafarmacie, esatto. E generalmente lì si trovano la maggior parte dei rimedi. Io mi fornisco da una farmacina per eccellenza, perché è quella più rinomata in tutto il mondo e ce l'abbiamo a Londra, Ok. ok? E capita, non è capitato tantissimo, perché generalmente, soprattutto ai pazienti italiani, io cerco di prescrivere rimedi che si trovano, Mhm. ok? Però se dovesse capitare che prescrivo qualcosa introvabile, allora beh, al paziente italiano gliela faccio mandare dalla farmacia qua a Ok, si Londra. spedisce. Ok, chiaro, Esattamente. chiaro, chiaro. Quali sono? Siamo in chiusura. Potrei parlare un'altra ora con te, ma insomma, magari facciamo un'altra sessione, un'altra Volentieri, chiacchierata, qualora poi ci fossero delle domande, in particolare anche delle persone che stanno ascoltando, a cui assolutamente. non abbiamo risposto. Ma l'ultima domanda che volevo farti, una delle ultime domande, è i miti della omeopatia. Probabilmente Ok. dovevamo parlare all'inizio, però quali sono i miti? Cioè, se una persona parla oggi di omeopatia in strada, ok, esce da qua, va in strada e parla dell'omeopatia, l'altra persona potrebbe pensare qualcosa, appunto un mito. Quali sono secondo te i miti i Allora, quello che principali? capita a me spesso, uno è che non si sa cosa l'omeopata e cosa faccia generalmente, Ok? ma credo che sia la cosa più quando vengono quelli che vogliono proprio cercare di metterti i pali tra le ruote e buttarti giù. E vabbè, ma non c'è niente, cioè la sostanza
di quello che tu stai prescrivendo non è all'interno del rimedio e quindi non funziona. Oppure placebo, è tutto placebo, placebo, Tutto placebo, piacere. placebo, no? Come tutto. E lì mi viene due cose. Uno, prova per credere, molto spesso dico, questa è la mia risposta, e se fosse veramente placebo e se veramente non ci fosse nulla dentro, non funzionerebbe sui bambini e sugli animali. Cosa che invece io trovo è ancora più veloce nei risultati. Io ho molti risultati molto più veloci con i bambini, con gli animali non ci lavoro molto, però so che c'è una grossissima, soprattutto qua nel Regno Unito, veterinaria omeopatica grossissima, che funziona molto e vanno molto. E si usa E, anche contro le piante. e con le piante, assolutamente. Sì, Eh, per le piante, sì, per esatto. le piante, sì. E quindi questa è la mia, principalmente perché non mi piace entrare nei dibattiti, perché non sono qui per No, discutere niente con nessuno, infatti non molto dobbiamo spesso dico, convincere. Esatto. fortunatamente non c'è bisogno che io ci creda nell'omeopatia perché funzioni. È così, ok? Quindi per me quella è la cosa principale. Poi vabbè c'è tutta la cosa ma è solo placebo, ma chi ha detto che il placebo non sia una cosa importantissima? E chi ha detto che il placebo non funziona comunque anche nella maggior parte dei medicinali che si prendono, ok? Sì, esatto. Infatti negli studi scientifici si fa vedere se il rimedio è efficace, se è più del placebo. È più del placebo. Esattamente, Se è più del placebo, allora quel rimedio vuol dire che non è solo placebo. E non abbiamo toccato sui studi scientifici oggi per una questione di tempo, ma esistono degli studi scientifici a esistono favore. tanti, Ovviamente ci sono tanti. anche quelli contro, come per tutto. Eh, Assolutamente. E ci sono un paio di nomi che mi ero trovato, un tale Emilio Di Giudice ok. che ha fatto dei lavori proprio sull'omeopatia Mhm. per cercare di dare più valore scientifico sulla struttura delle molecole dell'acqua e come queste strutture sono capaci di ritenere piccoli segnali elettromagnetici. Ok? Ok. Esattamente come il processo di dinamizzazione di cui stavamo parlando prima, ok? E altri due, Manzalini e Galeazzi, scritto nel 2019, oltretutto questo articolo, a quanto pare, Mhm. che parlava appunto del fatto che gli organismi tutti gli organismi in tutto il mondo sono sistemi aperti che sono in costante scambio di informazioni, ok? E l'acqua come vettore per eccellenza che ritiene e emana queste informazioni, ok? E ripeto, fisica quantistica, cioè l'omeopatia è fisica quantistica principalmente, ok? Quindi sì. Bene. Io a tutte le persone che vengono e dicono: Oh, ma come è impossibile? Come fa a funzionare? Non funziona. Ho fatto: Ok, prova a dare un rimedio a un bambino, a un neonato con le coliche e vedi cosa succede. Ci sono genitori che mi chiamano felicissimi dal fatto che non c'è è E nel così, è peggiore dei casi non succede niente. esattamente. Quindi non è un problema anche di, non ci sono controindicazioni, o almeno noi abbiamo parlato di controindicazioni, ma mi confermi, non ci Non sono ci sono controindicazioni. controindicazioni. Io ho dato rimedi omeopatici la mia seconda appena nata. Ok, Appena nata perché è stato un parto leggermente veloce, un po' di trauma e quindi nessun effetto collaterale mai con nessuno, ma perché, ripeto, tornando prima alla diluizione, proprio perché questi rimedi sono così diluiti, non c'è tossicità nella parte tossica dell'elemento, non esiste più nel rimedio omeopatico, è proprio bene. un imprinting energetico. Anche se prendo i farmaci, Anche anche se se prendo i prendi farmaci. farmaci, questo discorso lo faccio con i miei pazienti, dove magari sono imbottiti di farmaci, ma se prendo ha delle controindicazioni, no. Cioè, nel senso, i tuoi farmaci continuano a funzionare. Diverso dalla parte opposta, cioè io devo veramente prendere in considerazione tutti i farmaci che stai prendendo e la posologia del rimedio omeopatico, perché sennò viene perso in tutte queste altre medicine che stai prendendo, ok? Quindi è vero che il rimedio omeopatico non influisce sui medicinali, ma non è vero il contrario, Mhm, mhm. ok? Bene, bene, sono contento che siamo riusciti a dare almeno le risposte alle migliori, alle più importanti, secondo me, Spero di domande che sì. avevamo. Riassumendo, mente, corpo e vibrazione. Questo è quello che io ho pensato che Neurobalance è.
oggi, dopo un po' di anni oramai si è sviluppato il percorso, se stai e stai ascoltando e soffri di dolori persistenti o sintomi persistenti da diverso tempo, non hai raggiunto un equilibrio ancora, vuoi affacciarti a un percorso olistico dove l'omeopatia è uno dei centri della terapia, oppure semplicemente vuoi sentire Francesca se può aiutarti direttamente, senza prenderti troppo impegno, va benissimo, sono contentissimo. Questo insomma è il punto che volevo fare alla fine, di che c'è qualcuno dall'altra parte che ti può aiutare, ti può sostenere. Ehm, Francesca, come possono rintracciarti direttamente se non vogliono passare attraverso appunto il percorso olistico Neurobalance? Come possono contattarti attraverso Allora, il mio sito? sito, francescahomeopathy.com, Ok, è scritto principalmente in inglese, c'è una pagina dedicata in italiano però, lo metteremo in e, descrizione. e anche lì la mia mail, info@francescahomeopathy.com, Ok, principalmente così. E poi? bene, perfetto. Vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo detto, Sono Francesca, prima tantissime della cose che chiusura? abbiamo detto, ma va bene così. Possiamo fare un secondo capitolo un'altra volta, va benissimo così. E sì, credo che se qualcuno ha delle domande di cose che non abbiamo risposto e che avevano dubbi, di farcelo sapere. Sì, scrivete nei commenti. Grazie Francesca per aver dedicato del tempo su questa sessione educativa, e per tutti gli altri grazie per essere stati qua e ci vediamo e sentiamo alla prossima puntata. Ciao a Grazie. tutti. Ciao a tutti.